Pronti? 1, 2, 3. È buono il segnale, c'è la rottura rabbiosa di Poker OP, mentre si avvantaggia subito Numero Victor Dei 2, Ronchi, Poker OP, che va a squalificato. condurre, mentre in seconda posizione si sistema Vincent Vega, largo, veloce anche Something, che va subito a chiedere e a ottenere strada probabilmente. Dopo 200 metri Something ottiene strada da Victor Dei Ronchi e guida. 14,7 il lancio veloce con partenza da fermo. Intanto sposta all'esterno Vincent Vega per anticipare Boys Going In, che a sua volta ha anticipato Vaprio. E così Boys Going In segue le mosse di Vincent Vega, che va diretto su Something, attacca. Dopo 400 in 29,1 insiste ugualmente Vincent Vega, attacca decisamente Something, 45 netti i primi 600 di gara, che sono una misura con partenza da fermo, e passa in vantaggio Vincent Vega, e al suo esterno avanza subito Boys Going In con Vaprio, che rimane invece a un paio di lunghezze. Intanto gli 800 in 59,1, si continua a marciare a grande andatura, 14,1 questo parziale. Siamo sulla curva con Boys Going In ora che copre Vincent Vega, chilometro in 1,13,5 addirittura. Stanno veramente andando forte. Tiene il contatto Something, più indietro Vaprio, poi Victor Dei Ronchi, ancora Simon Barboy, parziale addirittura in 13,7, passa Boys Going In, che supera di forza Vincent Vega a 700 dalla conclusione, e ha spostato dalla corda anche Something in anticipo su Vaprio. Ancora un 14,5, ora Vaprio si ingamba, va in terza ruota, attacca a 500 dal palo, va su Boys Going In e lo sopravanza già all'attacco della curva finale per lasciarlo sul posto. Se ne va Vaprio, Boys Going in seconda posizione, cerca di reggere. Something non riesce più ad avanzare. C'è Vincent Vega, poi c'è Victor Dei Ronchi, retta d'arrivo con Vaprio isolato in avanti. Vaprio viene a concludere nettissimo vincitore, mentre la lotta per il secondo posto vede emergere sul traguardo Victor Dei Ronchi, che piega il cavallo all'interno, che dovrebbe essere Something se non andiamo errati. Andiamo a rivedere comunque le immagini del successo nettissimo di Vaprio e René Legati. Team Goccia d'Oro, favorito al totalizzatore, 1,72 la quota finale per Vaprio, mentre la lotta per il secondo posto vede emergere Victor Dei Ronchi. Ecco Vaprio che taglia il traguardo, una quindicina di metri più indietro, il posto d'onore è per Victor Dei Ronchi, che ha ragione di Vincent Vega, scusate, non Something, ma Vincent Vega, mentre al quarto posto finisce Boys Going In, che ha corso comunque bene anche questa sera, anche se è calato un po' nel finale, ma aveva speso tantissimo sul percorso. Vaprio torna così al successo, René Legati in sediolo, 1,72 la quota, Team Goccia d'Oro in evidenza.